Una notte all'Hotel Santa Lucia, avvocato, mentre dormivo saporitamente, fui svegliato da un acuto mormorio che mi turbava il sonno seriamente. Fra me pensai, avvocato, chi sarà a quest'ora? A stanza a fianco pare che è sfittato. Mettete l'occhio in faccia una scatura che vedo, avvocato, vedo a due che stavano abbracciati. Quando era bella, lei una biondina, tutta scurnosa forse per l'attesa, disse un vecchio sotto all'ottantina, sicca che pellecchia appeso. Telefonaio, subito al portiere, pronto? Beh, scusate, a stanza 7 chi ci sta? 2 freschi sposi giunti questa sera, e buonanotte è meglio gli accuccò. Chi le lo sposo? E qui non c'è coscienza. Non ma 80 anni che può fare avvocato. Saranno un matrimonio di convenienza. Che se fa giorni è meglio che a cuccà. Mi misi a letto, freddo come la neve, e mentre stava per addormentarmi, sentiva la voce rissa che diceva: che belle braccia le vorrei indorare. Fai quello che vuoi, sussurrava lei, sono tua moglie, su datti da fare. Si carassi, lasciati ammirare, che belle gambe le vorrei indorare. Ma vi vedete, che ha già sopportato, capisca avvocato che è il marito, ma ricaisce tutta la vondurà, ma circa almeno in un mondo succato. I connotati, chi sa poi scordare, senza trovare un tantino di riposo. Avvocato, mentre stavo l'occhio per serrare, sa ricordare il mondo una cosa. Ma se stazzaio tutta la nervatura, oggi capite che non si può dormire. Avvocato, tornai di nuovo in faccia una scatura, e che verette stava per morire. Tutta svestita, lei quasi svenuta, che bella mascatura chiara chiara, isse vicina come una loccuta, che belle forme le vorrei indorare. Non ne potete più, avvocato, voi mi capite? Bussai la porta in brutte condizioni, chi siete, che volete voi a quest'ora?